I separatisti arruolano tra le loro file una figura chiave della storia di Venezia, come l'ex sindaco Mario Rigo. Chi è stato sindaco in passato, come anche Nereo Roni, Ugo Bergamo, si è reso conto che non è possibile gestire bene insieme due realtà così diverse. 87enne, dopo 2 mandati da primo cittadino, uno da vice sindaco e uno da assessore alla cultura, Rigo è l'autore di un'approfondita analisi sulla vita delle due città. Giocando sull'equivoco di considerare Mestre la periferia di Venezia, argomenta si è dato il via all'esodo che sta svuotando la città d'acqua. L'unicità di Venezia le consentirebbe invece di svolgere un ruolo internazionale. Sono due realtà diverse che non si sono mai amalgamate, ma anzi hanno creato disagi all'una e all'altra città. Mestre ha perso anche quelle possibilità culturali e di sviluppo identitario che avrebbe potuto avere. Se già negli anni '80, in tempi di vacche grasse, le due città erano difficili da amministrare insieme, chiosa Stefano Chiaromani degli autonomisti mestrini, a maggior ragione la riflessione vale per il presente. Allora si diceva non si può dividere per evitare che gli incassi, il casinò e della legge speciale non vadano anche a Mestre. Invece in questo caso ci sono solo debiti da dividere, quindi bisogna dividere finché siamo in tempo, finché Mestre e Venezia in questo abbraccio mortale non si trascineranno alla fine definitiva. Dello stesso avviso anche le 3 associazioni di militanti veneziani, Venezia.com, Gruppo 25 Aprile e Viva San Marco, che hanno sottoscritto insieme agli autonomisti un appello a favore del referendum per la separazione che dovrebbe venire discusso a giorni dal Consiglio regionale.